d'azzardo non significa necessariamente giocare in modo patologico. Possiamo distinguere 3 tipi di giocatori: il giocatore sociale, il giocatore problematico e il giocatore patologico. Il giocatore sociale gioca occasionalmente e il gioco non interferisce con il funzionamento normale della sua vita. Il giocatore problematico utilizza qualsiasi mezzo pur di vincere e non accetta di perdere. Il giocatore patologico crea invece una sorta di routine di gioco che difficilmente interrompe e diventa pervasivo, ossia pianifica le spese settimanali e mensili per giocare. Il gioco è per lui un pensiero ricorrente durante la giornata, investendo tutto il tempo e le energie su di esso. Quando il gioco diventa patologico, porta allo sviluppo di una vera e propria dipendenza, che comunque si può prevenire ed estinguere.